Aggiornamento urgente sul futuro di Victor Osimhen. Direttamente dalle fonti più affidabili del mercato europeo arriva una rivelazione bomba che potrebbe complicare il trasferimento dell'attaccante nigeriano. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché secondo Fabrizio Romano, uno dei giornalisti più rispettati del calcio mondiale, l'alto stipendio richiesto da Osimhen starebbe frenando il suo futuro. Secondo le informazioni pubblicate da Romano sul suo canale YouTube, Victor Osimhen chiede 12 milioni di euro netti a stagione. Esattamente lo stipendio che ha attualmente con il Napoli. Inoltre, qualsiasi club interessato dovrebbe pagare anche le commissioni degli agenti e la clausola rescissoria di 75 milioni di euro prevista per i trasferimenti internazionali. Un pacchetto di somme che, sommato al fair play finanziario della Premier League, rende l'operazione estremamente difficile per colossi come Arsenal, Manchester United e Chelsea, che da mesi stanno monitorando il giocatore. Romano spiega che Osimhen è sedotto dall'idea di giocare in Premier League, ma le richieste salariali sono al di là di quanto i club inglesi sono disposti a pagare al momento. C'è ancora interesse da parte del calcio saudita, dove il tetto salariale è molto più flessibile, ma il giocatore, almeno per ora, dà la priorità all'Europa. La situazione è delicata, se Osimhen non accetta di ridurre le sue richieste. Il suo futuro potrebbe rimanere indefinito ancora a lungo e lo scenario di mercato potrebbe cambiare rapidamente nelle prossime settimane. Quel che è certo è che non resterà al Galatasaray e tornerà a Napoli per definire la prossima tappa della sua carriera. Si prevede che la vicenda si trascinerà fino all'inizio ufficiale della finestra di trasferimento, mentre i club interessati cercano di sistemare i loro conti e le trattative continuano dietro le quinte. E ora, tifosi azzurri, vogliamo sapere: pensate che Osimhen dovrebbe accettare di ridursi lo stipendio per assicurarsi un trasferimento in Premier League? O pensate che il Napoli dovrebbe cogliere l'opportunità di provare a ottenere un'altra stagione da lui? Commentate qui sotto. La vostra opinione fa la differenza in questo momento cruciale per il futuro del nostro Napoli.